Sindaco Nardi, la vicenda delle aree PIP di Col San Martino e Soligo continua a far discutere e continua ad essere un problema davvero grande per l'amministrazione comunale. È una spina nel fianco sicuramente per l'amministrazione e di riflesso per tutta la comunità di Farra di Soligo. Ecco, il 28 di gennaio c'è l'udienza per spignorare il comune, perché in questo momento siamo pignorati, quindi abbiamo il blocco dei conti presso la tesoreria del comune e siamo fiduciosi in un esito positivo, diciamo come era già successo 2 anni fa per quanto riguarda questo responso da parte del giudice, anche perché il nostro impegno fino ad oggi è stato massimo per non sprecare nulla e cercare di mettere da parte tutte le somme che è stato possibile mettere da parte, per cui questa è la strada che abbiamo scelto di seguire e che continuiamo a seguire, mentre quella del 31 è l'udienza nella quale appunto gli espropriati chiedono al giudice di stabilire un commissario ad acta per il comune di Farra di Soligo. Il commissario ad acta è quel commissario che dovrà vedere appunto che non vengano spesi dei soldi, diciamo, che possono essere messi da parte, accantonati per pagare questo debito. I legali sia del comune di Farra che quelli degli espropriati si sono già sentiti per vedere se c'è una possibilità di dire veniamoci incontro, paghiamo nel giro di qualche mese quello che c'è da pagare e definiamo lo sconto, ma non è uno sconto, è per dire invece di andare avanti anni e far soffrire tutta la comunità di Farra, facciamo in modo insomma, di trovare un accordo e pagare in breve riducendo di qualcosa le somme. Ecco. Quindi insomma una sorta di mediazione che potrebbe porre fine a questa questione. Sì, anche perché non so quanto si possa andare avanti ancora con questa storia, nel senso che il comune i soldi non li può stampare, per cui i soldi non ce li ha sinceramente. Ecco, anche quest'anno noi abbiamo accantonato quasi 1 milione di euro per pagare questo debito e queste sono le somme che abbiamo. C'è l'eventuale compartecipazione dei lotizzanti, per cui tutti insieme insomma, si potrebbe raggiungere un accordo. Io sono fiducioso che questo accordo venga raggiunto. Uno degli attacchi appunto che è stato fatto è perché in tutti questi anni non si è cercata una mediazione. Cioè, io non riesco proprio a capire come un'amministrazione possa impegnare delle somme di denaro pubblico prima dell'uscita delle sentenze. Ecco, quindi questo, non so, le sentenze potevano dare anche un risvolto diverso alla cosa, quindi potevano riconoscere al comune che il caso era chiuso, che le cose erano andate come previsto dalle leggi negli anni 98-99. La mediazione su che cifra potrebbe attestarsi? Ma diciamo che la mediazione si aggira insomma sugli 8 milioni, ecco, quindi siamo abbastanza vicini, ecco, diciamo praticamente si va a riconoscere quello che è il valore stabilito dai tribunali, ecco, che manca sarebbero gli interessi di questi anni, ecco, quindi, però ripeto, c'è il fatto di dire che nel giro di 3-4 mesi si può entrare in possesso delle somme. Diversamente si continuerà questa guerra all'interno della comunità, perché ormai si sta trasformando battute che si fanno per strada e quant'altro, non è sicuramente piacevole. Siamo tutti residenti e tutti cittadini dello stesso paese e cerchiamo di chiudere a breve questa faccenda.